Eccoci, benvenute e benvenuti al nostro Focus, l'approfondimento quotidiano della redazione. Oggi scuola perché sono accaduti due fatti, a nostro giudizio anche abbastanza gravi, che vogliamo raccontare e commentare insieme. Uno riguarda la scuola Pestalozzi, l'istituto comprensivo Pestalozzi di Catania, dove dei vandali hanno incendiato la biblioteca creando anche danni alle strutture, e ora vedremo anche nel dettaglio cosa è stato e cosa però è partita anche una gara di solidarietà, oltre che la denuncia, insomma, di questo fatto gravissimo. L'altra questione, l'altra vicenda riguarda un bambino di 11 anni a Messina, uno studente appunto di una scuola media affetto dalla sindrome dell'autismo in modo grave, che è stato sospeso, poi per fortuna la sospensione è stata quasi subito ritirata perché accidentalmente aveva toccato una compagna di classe. Insomma, di questo ne discuteremo anche per capire la scuola come sta cambiando, che cosa avviene anche all'interno delle aule scolastiche. Ringrazio la preside Elena Di Blasi, dovrebbe essere collegata con noi. Io non la vedo in questo momento, spero che insomma riusciremo a perfezionare il collegamento. Intanto, eccoci, grazie, mi sente preside? Buonasera, certamente, buonasera. Perfetto, ringrazio anche per essere con noi l'avvocato Enrico Orsolini dell'associazione Autismo Oltre, genitore anche di un giovane affetto appunto da autismo, 19 anni. Sì. Grazie anche a lei per essere con noi. Buonasera, non è la prima volta che insomma ci illustra e ci guida in questo percorso non certo facile di quello che dovrebbe rappresentare l'accoglienza, il diritto allo studio per tutti all'interno delle strutture scolastiche. Comincerei da lei, preside Di Blasi. Una settimana fa, appunto, come dicevo, l'incendio della biblioteca, incendio che, lo sottolineiamo più volte, doloso. Noi abbiamo anche qualche immagine. Ecco, io le chiedo cos'è stato da una settimana qui, cosa è cambiato nella vostra scuola? Bene, intanto grazie per questa opportunità di raccontare ciò che è accaduto da noi a scuola. Siamo al giorno più 7 dall'evento che ci ha buttato tutti giù dal letto quasi a mezzanotte. La scuola si è immediatamente rialzata, la comunità educante ha avvertito chiaramente il colpo al cuore, è stato colpito il secondo piano, è totalmente inagibile il secondo piano del plesso centrale, che tra le altre cose accoglieva la biblioteca dedicata alla nostra piccola Alessia. Incendio e dolore, come abbiamo più volte detto anche in questo momento. Lo stiamo vedendo, ma la comunità educante non è sola. Sì, non è sola perché si è immediatamente avviata una catena di solidarietà e di vicinanza da parte sia dei privati cittadini che delle associazioni, che delle scuole, le reti a cui noi afferiamo, ma soprattutto delle istituzioni. Il Comune, nella persona dell'assessore, si è attivato immediatamente. La notte stessa l'assessore, una volta sentitami, mi ha raggiunta sul posto, ma tutti gli attori, la prefettura, le forze di polizia, l'ambito territoriale, l'ufficio scolastico regionale, l'ufficio scolastico diocesano, tutti veramente si sono stretti intorno a noi e insieme stiamo cercando di far ripartire la scuola. Ieri è arrivato anche da voi il questore, mi risulta, insomma è stato anche lui, perché ovviamente sono partite anche le indagini. Esatto. E quindi si sta cercando certamente anche di capire. Le forze di polizia stanno facendo le loro valutazioni, esattamente. Noi diciamo di questo ringraziamo la presenza della polizia che da sempre ci accompagna nella gestione quotidiana della scuola. Demandiamo a loro interamente l'attività investigativa, noi pensiamo di metterci in sesto. Da ieri abbiamo riaperto la scuola per i piccoli del plesso centrale, non al plesso centrale ovviamente perché è al momento chiuso, ma bensì al plesso succursale di Viale Nitta. Si sono avviati i secondi turni, i doppi turni, scusatemi, quindi adesso nel pomeriggio
gli alunni della primaria e delle scuole secondarie di primo grado sono a scuola a partire dalle 14. Infatti se sentite rumore perché la scuola è ben abitata oggi pomeriggio. Preside, le chiedo qual è stata la reazione degli alunni, perché insomma noi adulti bene o male insomma purtroppo siamo anche abituati a questi eventi, ma qual è stata la reazione invece degli alunni? Il primo impatto è stato turbato perché i piccoli hanno appreso la mattina presto di non poter venire a scuola. Considerate che i vigili del fuoco ci hanno mandato a casa, ho scritto la circolare quasi alle 4 del mattino, la circolare di sospensione delle attività didattiche, quindi i bambini hanno appreso dell'incendio svegliata, appena svegli. Diciamo che lo sgomento è stato tanto, però l'opportunità già come dire, ipotizzata di partecipare all'inaugurazione della facciata del Palazzo di Città ci ha permesso di canalizzare tutta questa incredulità, questo dolore, questo rammarico nella realizzazione di cartelloni, striscioni come ringraziamento e come anche comunicazione a tutta la città di Catania di ciò che stava avvenendo in una scuola della città. Quindi da questo punto di vista i bambini e i ragazzi hanno veramente trasformato in bellezza ciò che è avvenuto, proprio come la fenice che ci caratterizza. Ci stiamo rialzando più belli e più forti di prima dalle nostre ceneri e anche in questo. Adesso sono qui a scuola gioiosi, abbiamo fatto un'ennesima sorpresa ai ragazzini che frequentano l'indirizzo musicale, siamo potuti entrare con un sopralluogo, abbiamo portato fuori tutti gli strumenti, quelli possibili da poter come dire, inserire nelle nostre auto e quindi adesso si ritrovano con i violini, le chitarre, perché non avevamo modo di accedere al plesso. Certo, ci hanno permesso di portarli fuori, insomma, anzi ringrazio non chi si ferma anche ci ha aiutato, i tecnici del comune. Certo, dico non si ferma l'attività appunto scolastica, la garantite nel... Assolutamente. Invece l'avvocato Orsolini, lei appunto si è documentato e ha saputo di questa notizia da genitore, da persona anche che è presidente di questa associazione Autismo Oltre. Cosa ha pensato subito quando ha sentito insomma cosa era successo? Beh, ho pensato immediatamente che, come accade nel 99% dei casi, la responsabilità è di noi adulti, non certo dei bambini. Chi ha avuto delle mancanze nella gestione del caso sono stati sicuramente gli adulti che attorno a questa realtà si sono mossi. Perché non hanno avuto la consapevolezza, l'attenzione, la capacità di gestire in maniera adeguata, ritengo, la questione che è accaduta. Che è un ragazzino di 11 anni, con una diagnosi di disturbo dello spettro autistico in condizione di altissima necessità di assistenza, come il bambino della scuola di Messina, che tant'è è assistito da un insegnante di sostegno, da un assistente igienico sanitario, da un assistente all'autonomia e alla comunicazione ed anche da un educatore, quindi 4 figure di persone adulte attorno a lui. Testimoniano la gravità della sua condizione, che questo bambino abbia potuto compiere volontariamente un gesto certamente sconveniente, certamente impattante sulla realtà personale e fisica della compagna, ma che il fatto stesso che lui lo abbia potuto compiere, evidentemente ciò è responsabilità non certo delle sue mancate capacità personali di controllo del suo essere, ma certamente responsabilità di quelle persone, di quegli adulti che attorno a lui sono deputati al suo supporto. Certo, assolutamente. E poi ancora il comportamento che ancora una volta è stato aggiunto dagli adulti, leggere un provvedimento sanzionatorio da parte di una dirigenza scolastica che scrive che è irrogato
nello spirito di rafforzare il senso di responsabilità e consapevolezza dell'alunno, mi lascia pensare, da genitore di persona con disturbo dello spettro autistico, con persona che frequenta il mondo della scuola oramai con il mio figlio autistico da più di 15 anni, mi lascia pensare che purtroppo ancora una volta ci troviamo in un periodo storico, in una fase, in uno di quei cicli in cui è necessario fare nuovamente formazione, sensibilizzazione, trasferimento di competenze in una unica rete di formazione che coinvolga la scuola, la famiglia, gli studenti, ma soprattutto i professionisti e gli specialisti. Io vorrei anche rappresentare, ma lei lo fa quotidianamente, le famiglie, perché le famiglie sono quelle che poi, li dice, anche sono coinvolte in prima persona, però nello stesso tempo le famiglie spesso hanno anche difficoltà proprio perché non ci sono le figure professionali specializzate o comunque abbastanza perché questi ragazzi possano essere seguiti adeguatamente. Qual è la situazione in questo momento, per esempio nella scuola a Catania? Beh, a Catania in questo momento non abbiamo segnalazione di mancanze di figure, della quantità di figure professionali. L'anno scorso abbiamo, come associazioni Autismo Oltre, un futuro per l'autismo, opposto innanzi al TAR un provvedimento del Comune di Catania che riduceva del 15% le ore di assistenza all'autonomia e comunicazione per i ragazzini con disabilità. Quest'anno non abbiamo avuto segnalazioni di mancanze di erogazione di quello che è il PEI, il piano educativo individualizzato di ciascuno degli alunni con disabilità, prevede come erogazioni di supporti agli alunni con disabilità. Ciò non toglie che probabilmente quello che in un modo o nell'altro può essere un problema è quello della qualità e forse anche del coordinamento di questi servizi, senza nulla voler indicare o imputare ad alcuno, non c'è alcun dubbio che l'affiancamento verso un ragazzino, verso un alunno in condizioni di disabilità, verso una comunità educante, quella della scuola, perché si possa dare l'adeguato supporto ad un alunno con disabilità, l'affiancamento deve avvenire da parte di professionisti, da parte di persone che abbiano le qualità, le conoscenze, le competenze specifiche, e purtroppo in alcuni casi questo può venire a mancare senza responsabilità magari di alcuno, ma perché di fatto forse mancano degli specifici corsi di formazione, degli specifici percorsi formativi. Assolutamente, che poi voglio dire anche diciamo, a parte la preparazione professionale, anche dal punto di vista umano bisogna anche essere motivati, no, per fare diciamo, un'attività e comunque prestare anche questa attenzione verso questi ragazzi. Ma io le chiedo, questo caso di Messina ha fatto anche pensare a quali possono essere le dinamiche all'interno della classe, nel senso che almeno a quanto ci ha raccontato la mamma, il bambino era caduto a terra e praticamente come dire, gli passavano sopra, non ovviamente sul corpo, ma quindi lo attraversavano quasi, no? Per cui lui poi a un certo punto si è appeso. Anche quello, come si rapporta la classe rispetto alla presenza di un bambino che non solo appunto la sindrome dell'autismo, ma comunque con disabilità, diciamo, allarghiamo un po'. Io credo che questo sia l'elemento fondamentale di quello che stavo provando a dire. La formazione non solo degli adulti, ma anche dei compagni di classe al sapersi adeguatamente rapportare ad una persona con disabilità, a maggior ragione se è una persona con disturbo dello spettro autistico. Allora, tutti quanti ci interfacciamo con i normali canali sociali, comunicativi, emozionali che la persona in condizioni di normalità acquisisce nel corso dello sviluppo della sua persona.
Bambini, persone con disabilità, persone con disturbo dello spettro autistico non acquisiscono quelle stesse abilità socio-comunicative, emozionali, relazionali e non le acquisiscono né nello stesso modo né con la stessa velocità. E più grandi diventano, maggiore diventa il gap di distanza con gli altri alunni della classe. Ed allora quello che probabilmente oggi dovrebbe essere un passo in avanti della formazione verso la reale inclusione delle persone con disabilità, delle persone con disturbo dello spettro autistico, dovrebbe essere quella di giungere ad una formazione, ad una materia che insegni la capacità di inclusione. Non possiamo sperare più che l'inclusione venga soltanto dalla buona volontà, dalla empatia, dalla sensibilità di ciascuno delle persone che stanno attorno ad una persona con disturbo dello spettro autistico o con disabilità in generale, ma forse dobbiamo passare attraverso una specifica formazione di ciò che significhi essere inclusivi, fare inclusione, porgersi verso una persona con diversa abilità, porgersi in maniera inclusiva. Ecco, forse in questo caso quell'evento, a quel gesto, che certamente è un gesto al quale viene dato un certo senso da noi adulti, probabilmente non da bambini, non da quei bambini, non a quell'età, forse a quell'evento comunque, seppur fosse accaduto fra adulti, si sarebbe potuto dare un altro tipo di certo, inclinazione e di valutazione. Preside, qual è invece l'inclusione, insomma, che invece voi sperimentate nella vostra scuola, a proposito appunto dell'accoglienza e della presenza soprattutto, non è solo accoglienza ma è presenza attiva all'interno dell'attività didattica dei bambini disabili? Ecco, noi abbiamo la scuola che è composta di 4 ordini, quindi dall'infanzia alla secondaria di secondo grado, e su una popolazione di circa 940 alunni, ben 170 sono alunni diversamente abili. Quindi specialmente alla secondaria di secondo grado un terzo degli alunni è, come dire, un alunno che necessita del docente di sostegno. Noi lavoriamo in funzione dell'inclusione e tarando le nostre attività sulla base del PEI, ma sulla base anche dell'addestramento, tra virgolette, dei compagnetti a rapportarsi con i loro coetanei che presentano delle difficoltà, perché devo dire che in alcuni casi sono proprio loro a saper mediare per trovare la soluzione. Diventano veramente bravissimi. Abbiamo avuto degli esempi virtuosi in classe in determinate situazioni veramente complesse, quindi la sinergia dei docenti curriculari, dei docenti di sostegno, delle figure preposte, gli ASACOM, gli assistenti alla comunicazione e all'autonomia, gli assistenti igienico-personali, chiaramente il personale ATA, tutti insieme cerchiamo di facilitare e di rendere fruibile la didattica e non solo, anche le esperienze di vita comune come il pasto in mensa per l'infanzia primaria. Sono momenti altamente educativi, altamente inclusivi e del tutto destrutturati, perché non sono attività didattiche, però il consumare insieme il pasto è uno dei momenti più belli, o il gioco in cortile. Noi abbiamo l'opportunità di tanti spazi all'aperto, addirittura al plesso centrale, quello momentaneamente inagibile, abbiamo un bellissimo campo da rugby e quindi diventa un momento fantastico essere tutti insieme fuori e poter fare delle attività particolari che, ripeto, coinvolgono tutti. Benissimo. Avvocato, era arrivato un messaggio, glielo sintetizzo perché è un po' lungo. Diceva, tra l'altro un padre di un bambino con appunto la sindrome dell'autismo, diceva: si indicano queste giornate della disabilità, dice, del tutto inutili, perché la parola inclusione ancora oggi è una parola difficile da pronunciare perché nei fatti non esiste, e ce lo diceva quindi evidentemente con l'esperienza di un genitore che poi si fa i conti con la realtà. Questo purtroppo è il senso di quello che dicevo, esistono certamente delle isole felici
nelle quali l'esperienza delle persone deputate a far sì che avvenga l'inclusione consenta che l'inclusione ci sia realmente. Poi purtroppo la inesperienza delle persone deputate a questo causa eventi e luoghi in cui quell'inclusione della quale tanto si fa manifesto purtroppo non accade. Probabilmente questo genitore vive una realtà in cui l'inesperienza delle persone che sono deputate a realizzare quell'inclusione ovviamente ancora non consentono di poter immaginare questo. Questo ci porterà e ci dice anzi che noi come associazioni dobbiamo riprendere dei percorsi che abbiamo fatto nel passato, anche con la collaborazione dell'ASP deputata, dell'ASP di Catania, che è quella di fare magari dei cicli di formazione soprattutto nel rapporto con le famiglie, con le associazioni, per creare quella che è la rete sociale, anche un sostegno concreto, anche la rete sociale delle persone esperte, per poter tradurre in attività reali quell'attività di inclusione. La giornata mondiale della disabilità, ieri giorno 3 di dicembre, non può rimanere al pari del 2 di aprile, la giornata mondiale per l'autismo, non possono rimanere eventi occasionali, ma devono diventare attività praticate costantemente. Ci fermiamo soltanto una brevissima pausa. Eccoci oggi scuola e ci occupiamo di un fatto anche abbastanza recente, perché c'è stata appunto l'approvazione, il passaggio alla Camera del disegno di legge del ministro Valditara che dispone per l'educazione affettiva nelle scuole, a partire dalle scuole medie e superiori, non più appunto le classi, diciamo, tra i più piccoli, per i più piccoli, però questo deve avvenire per consenso, sotto il consenso scritto dei genitori. A questo punto chiedo a lei, avvocato Orsolini, e poi chiederò anche alla dirigente scolastica, cosa ne pensa da genitore? Beh, da genitore dico che noi genitori vorremmo sempre poter avere il controllo e la gestione di quello che passi educativamente sui nostri figli. I patti di corresponsabilità che i dirigenti scolastici ci invitano a sottoscrivere e ci ammanniscono all'inizio di ogni anno sono il contenitore della condivisione educativa e della responsabilità educativa che concordiamo con le scuole. Questo ovviamente ci deve consentire, da un punto di vista comunque, di poter sapere quali sono i contenuti che vengono trasferiti ai nostri figli, a maggior ragione laddove non sono soltanto di carattere didattico, ma come in questo caso si vogliono essere anche di carattere sessuale ed affettivo. Ciascuno di noi è diverso dall'altro, ciascuna delle nostre famiglie ha una propria formazione e ciò non toglie ovviamente che vogliamo e abbiamo il dovere, il diritto forse di poter influire e trasmettere ai nostri figli quelle che sono le nostre formazioni personali. Quindi lei è favorevole, diciamo che i familiari debbano comunque, i genitori quantomeno debbano essere informati. Dico, questo va un attimo in contrasto con l'ultima la prima nota del Garante per la disabilità, che ha finalmente chiarito la possibilità che per l'accesso di professionisti che debbano seguire persone con disabilità non è più necessario acquisire il consenso informato da parte di tutti i genitori dei compagni di classe. Okay. Paradossalmente vada un po' in conflitto con questa indicazione da parte del Garante della disabilità, però da familiare dico che probabilmente ci fa piacere pensare di sapere comunque quello che sono i contenuti di ciò che viene trasmesso. Preside, lei invece nella sua scuola non credo che non ci sia l'educazione sessuale affettiva, questo disegno di legge che ancora, appunto, ricordiamo, ha avuto soltanto il passaggio alla Camera, la riguarda? Beh, in realtà noi
attendiamo appunto il riferimento normativo certo, tutto quello che facciamo nei confronti dei nostri alunni lo facciamo con molta cautela nel rispetto delle individualità e chiaramente concordando previamente con i genitori. Noi abbiamo l'opportunità, grazie a associazioni con cui siamo partner, di avere la presenza a scuola del supporto psicologico e allora si affronta quello che si deve affrontare parlandone prima con i genitori e poi previo loro consenso magari fare dei piccoli interventi nelle varie situazioni, per affrontare le varie situazioni. Chiaramente teniamo sempre in considerazione il rispetto dell'individualità e della sensibilità dei singoli alunni. Piano piano ci muoveremo, poi una volta approvata la legge ci muoveremo con altrettanta come dire, sollecitudine, ma con molta attenzione e cautela. Sono temi sensibili, lavoriamo molto sul rispetto di genere e sul rispetto delle scelte del nostro compagno, della nostra compagna di classe, però chiaramente attendendo nuovi riferimenti per poterci muovere sempre all'interno della normativa. Certo, infatti. E allora, in attesa insomma, che a questa legge un po' chiarisca anche e soprattutto quanto sia importante l'educazione all'affettività, soprattutto nelle scuole, considerando anche tutti i casi di cronaca che purtroppo raccontiamo quotidianamente appunto, di violenze o comunque di rapporti non sicuramente sani fra uomo e donna, compagno e compagna, e speriamo che insomma, la scuola possa fare sempre la sua parte come lo fa già adesso. Grazie ai miei ospiti. Grazie a chi ci ha seguito e alla prossima.